Con il malore in atto e che l'ha colta all'improvviso mentre stava guidando il suo tir con targa ungherese lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste, ha avuto giusto il tempo di accostare il proprio mezzo nella corsia di emergenza e accasciarsi al volante, oramai privo di vita. È morto così il camionista 53enne alle 6:30 del mattino dopo aver urtato nella manovra di emergenza contro le barriere di sicurezza laterali per circa 200 metri e non provocando comunque grossi danni al tir né agli altri mezzi in transito in quel momento, che non sono stati assolutamente sfiorati. L'incidente con la morte del camionista a causa di un malore che l'ha colto, come detto, all'improvviso. Sul posto i sanitari del 118, che hanno cercato, ma inutilmente, di rianimare il conducente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti e code, ma non è stato necessario chiudere il tratto. Sul posto, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco, anche il personale di Autostrade Alto Adriatico.